Ed ora con il nostro inviato Andrea Romoli andiamo in Veneto, nel reparto Covid dell'ospedale di Schiavonia. L'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova. Qui, il 22 febbraio, il primo decesso in Italia per il Covid. Con 300 posti letto, di cui 50 in terapia intensiva, questa è diventata una struttura di riferimento in tutto il Veneto per la lotta al coronavirus. Durante l'emergenza, in tempo record, con un investimento di 3 milioni di euro, l'ospedale è stato dotato di attrezzature d'avanguardia, tra cui queste tende di contenimento pressurizzate per la terapia subintensiva. Allora, abbiamo attivato una quantità di posti letto di terapia intensiva importante, non siamo mai andati in sofferenza e siamo pronti ad accogliere ancora un numero molto importante di ammalati se ce ne fosse la necessità. Oggi l'ospedale di Schiavonia ospita 139 malati, tutti Covid. Con la fine della pandemia, nulla di quanto è stato costruito verrà dismesso. Sarebbe un gravissimo errore smantellare tutto questo. Quando finirà questa emergenza, noi manterremo questa organizzazione pronta a scattare in qualunque momento per qualunque emergenza futura, che spero non si verifichi. Cresce la preoccupazione in Piemonte, l'unica regione